Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento. E quest'oggi vi ho portati su a Campolongo, famosa località dell'altopiano dei Sette Comuni. Scusate le lacrime, ma un po' freschetto. Sono 2 gradi e partivo dalle pianura con 14. Comunque dicevo che Campolongo è alle pendici nord-ovest dell'altopiano di Asiago. La meta di oggi è il Forte Campolongo, sulla cima dell'omonimo monte. Avete visto che in 50 minuti si raggiunge, quindi andiamo perché sono le 14:30 e in questo periodo il sole va giù presto. Nel dubbio ho anche la torcia dietro che non si sa mai. Guardate che brinata ragazzi, che resiste ovviamente qui all'ombra. Adesso la prima tappa è questa caverna in cui siamo proprio in prossimità. Si sente il gelo che esce già dal sentiero qui. E ho letto che in questa caverna il ghiaccio resiste anche in estate e almeno una volta usavano il ghiaccio per abbeverare gli animali. Anche se sono distante dietro il parapetto, fa impressione vedere questa cavità che in video non rende purtroppo. Tutto un continuo gocciolamento di acqua dalle pareti qui sopra. Che roba. Qui ci sono delle indicazioni. 5 minuti arrivare alla mia meta. Ecco, qui ne sono segnalati 10, però non importa, siamo lì comunque. Sì, veramente baita caffè latte, vediamo. Sì, 1655 metri. Ecco qui, presumo siamo proprio in prossimità. Anche siamo appena sopra il baito qua. Rimasto incantato nel leggere le varie descrizioni qui rievocanti la storia. Veramente tanta roba ragazzi. Non pensavo, ma adesso vado a guardarmelo per bene. Ecco qua, qui inizia il forte vero e proprio, quello proprio costruito, fatto bene. Grazie a questa parte invece che panorama incredibile, oh. Come immaginavo, appunto, si vede tutta la valle dell'Astico. Guarda queste cupole, sembrano astronavi pronte a partire, invece erano le cupole da cui poi si aprivano le bocche di fuoco dei cannoni. Sinceramente ragazzi mi sento un po' in soggezione a descrivere gli avvenimenti a parole mie così riguardanti questi posti così importanti, perché mi sembra sempre di non spiegare mai a sufficienza e mai ho dovuto a novizia di particolari i reali avvenimenti
mi baso un po' su quello che leggo, su quello che c'è scritto anche qui nella cartellonistica, ma poi già comunque essere in questi posti ti mette un po' di soggezione, diciamo. Bene, adesso mi vesto, finisco il giro del forte, anche qui all'interno davanti a me una scaletta che scende verso nei luoghi, negli appartamenti, diciamo, dove abitavano, negli alloggi. Faccio una pausa snack al sole prima di partire per il ritorno. Ah, ho capito ragazzi, qua sono negli alloggi che vedevo da sopra, prima ero sopra qua, e vedete finestra e tutto, qui vabbè, non si può oltrepassare. Sono sceso da questa scaletta di una settantina di gradini e adesso torno su. E qui ragazzi arrivo alla fine della visita del forte. Bene ragazzi, pausa snack con questo panorama incredibile, col sole alle mie spalle e le nuvole che salgono. Che scenografia stupenda. Panino con salame in montagna ragazzi, con queste temperature eccezionali. Ecco ragazzi, nel mentre ho finito il panino mangio un po' di cioccolata, mi appresto a tornare perché il sole, ahimè, ormai è prossimo al tramontare. Riordino su un po' di cose e ci rivediamo dopo. E in un blitz, prima di ridiscendere, come avevo detto, sono tornato qui alle cupole per fare uno scatto al tramonto. Guardate che panorama si è aperto, Verena, tutte cime dolomitiche, Trentini, Alto Adige, fantastico ragazzi.